coppia di anziani coniugi trovata morta in casa a Rivamonte a Gordina, ad ucciderli le esalazioni di monossido di carbonio di un vecchio generatore che non era ben collegato con l'esterno della casa e i vicini non li vedevano da 2 giorni. E dopo la tragedia di Rivamonte e i diversi casi di intossicazione per tutti coloro che sono ancora senza elettricità nel bellunese, l'appello al corretto uso dei generatori privati viene dal comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno. A più di una settimana dalla piena del Piave in Golena è ancora emergenza, da Salgareda a Zenson la disperazione di chi sta spalando fango, famiglie ancora sfollate, strade impossibili da percorrere. È accusato di aver aggredito 2 donne in via Aspetti a Padova dopo averle molestate con delle avance nei pressi della sala bingo. Un tunisino irregolare è stato arrestato dai carabinieri. Controlli alla stazione Santa Lucia di Venezia con multe e un daspo, la polizia ferroviaria in azione contro l'abusivismo, riscontrate irregolarità su 2 persone controllate. Il sindaco Brugnaro contro il limite dei 7 minuti per la sosta all'aeroporto Marco Polo, i vigili non fanno alcuna multa, annuncia, e la giunta comunale ricorre contro il provvedimento. Weekend in Rosa Conegliano, un convegno sulla prevenzione e procreazione assistita e poi la tanto attesa Corri Rosa fra le strade di San Vendemiano, protagoniste le donne. Buongiorno e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque torniamo a parlare del maltempo che ha colpito le montagne bellunesi, si lavora ininterrottamente per cercare di riportare la situazione alla normalità, ma noi ci colleghiamo subito in diretta con i nostri inviati Tiziana Bolognani e Nicola Marcato che si trovano proprio nelle zone colpite, le vedo già sullo schermo. Buongiorno Tiziana. È una giornata di lutto per la provincia di Belluno, a 5 le vittime causate dal maltempo, le ultime 2 a dire direttamente e tuttavia collegate l'emergenza maltempo perché a Rivamonte a Gordina, stazione di Bec, dove è accaduta la tragedia da più di una settimana, arriva a Singhiozzo. Tiziana, purtroppo sì. Abbiamo problemi di linea, non riusciamo a sentirti. Noi proviamo ad andare avanti un attimo con il telegiornale, speriamo di riuscire a collegarci con te nel tempo, insomma, se riusciamo, perché capite che ovviamente si trova in zone dove c'è una grande difficoltà di collegamento, quindi andiamo avanti e parliamo appunto della tragedia che ha colpito nuovamente le montagne bellunesi, perché in tutti i comuni si continua sicuramente a lavorare, ma c'è stata una tragedia in Rivamonte con la morte di 2 coniugi. Sentiamo. Una tragedia che ha colpito ancora una volta la montagna a Gordina, il maltempo che ha devastato l'intera provincia bellunese, ora il dramma di 2 coniugi uccisi dal monossido di carbonio. Il dramma è stato scoperto ieri in tarda serata a Rivamonte. Le vittime sono 2 anziani, Gastone Gastaldo e Amabile Xaiz, trovati senza vita nella loro casa di Zenic. Per riscaldarsi avevano acceso un gruppo elettrogeno montato in garage, il cui scarico probabilmente, secondo i primi accertamenti, non era collegato con l'esterno. A dare l'allarme sono stati i vicini che non avevano più visto la coppia. La luce accesa in casa, la macchina in giardino avevano preoccupato i residenti della zona, che hanno subito chiamato i carabinieri e i soccorritori. Quando sono entrati, per i 2 anziani non c'era però più nulla da fare. La donna era in salotto, l'uomo sulle scale, forse mentre tentava di aprire la porta. Il generatore utilizzato dai 2 coniugi era vecchio e di loro proprietà, non era di quelli consegnati nelle ultime ore dall'Enel. E dopo la tragedia di Rivamonte, diversi casi di intossicazione per tutti coloro che sono ancora senza elettricità nel bellunese, l'appello al corretto uso dei generatori privati viene proprio dal comandante dei Vigili del Fuoco di Belluno. Sentiamolo. Noi già abbiamo provveduto qualche giorno fa a diramare delle raccomandazioni sull'utilizzo di questi gruppi portatili che producono energia elettrica. Bisogna fare attenzione a 2 aspetti fondamentali. Il primo è quello della produzione dei gas di combustione che producono e quindi
vietato, sconsigliato assolutamente di installare questi moduli all'interno delle abitazioni, quindi vanno sempre installati all'esterno e addirittura consiglio sempre di allontanarli dal perimetro dell'edificio dove c'è presenza di finestre o di prese d'aria, praticamente perché i gas possono tornare dentro da queste aperture. Dopodiché mi raccomando l'installazione fatta da tecnico qualificato dal punto di vista elettrico. Poi c'è l'altro aspetto da considerare, sono macchine che surriscaldano e quindi evitare di mettere nelle vicinanze materiali combustibili, e quando si effettua il rifornimento naturalmente procedere prima allo spegnimento del gruppo, aspettare che si raffreddi e poi procedere naturalmente al rifornimento con la benzina, che tutti sappiamo è un liquido infiammabile, quindi con la presenza di sorgenti calde potrebbe naturalmente produrre un incendio. Ecco, nell'incidente, nella tragedia a cui ci riferiamo, questo generatore era stato sistemato, posizionato in un seminterrato? Era posizionato in un seminterrato, attenzione, non fa parte dei gruppi elettrologici che sono stati distribuiti in questo periodo alla popolazione e quindi era un'installazione che già era in essere, era installato in un seminterrato all'interno e questo naturalmente ha prodotto una concentrazione di monossido di carbonio che è stata naturalmente la causa del decesso. Ed ora ci colleghiamo proprio con la nostra Tiziana Bolognani telefonicamente per sapere com'è la situazione in questo momento. Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, anzi di nuovo buongiorno. Avete potuto capire che i collegamenti telefonici in provincia di Belluno continuano a essere molto difficoltosi e quindi l'attrezzatura si muove con i collegamenti telefonici e perciò questo è. Devo dire che ci sono delle buone notizie fra le brutte. Ci sono le buone notizie che riguardano sicuramente entro la giornata il rientro a casa delle 60 persone evacuate 2 settimane fa a causa dell'incendio nella vallata di San Lucano. Ieri il prefetto ha fatto un sopralluogo nella zona, ha potuto verificare che le misure di sicurezza sono praticamente rientrate, sono sufficienti per garantire il rientro nelle proprie abitazioni di una sessantina di famiglie per l'appunto che nei giorni scorsi avevano avuto modo di lamentarsi perché non avevano più avuto notizie sulla loro situazione, sulla loro condizione. C'è poi anche da dire che le giornate si stanno rimettendo al bello e quindi si sta pure valutando la chiusura dei COM di Santo Stefano per potenziare quello di Agordo, perché la vallata Gordina, come le immagini e i servizi che abbiamo proposto in queste giornate hanno sicuramente più necessità di un coordinamento più vicino sul territorio. Questo è quanto vi posso riferire fino a questo momento, annunciandovi però che oggi andremo a sentire e a vedere quali sono state le località della vallata Zoldana maggiormente colpite. Sicuramente attorno a me ci sono i segni della furia del maltempo, alberi piegati lungo il versante verso il torrente Me, sicuramente la segnaletica stradale abbattuta e questo rumore di motoseghe che continua a fare oramai da giorni la colonna sonora dei nostri viaggi, dei nostri reportage in provincia di Belluno. Daniela. Grazie Tiziana, grazie davvero e ti auguriamo buon lavoro anche a Nicola Marcato, appunto, che vi ricordo si trovano entrambi nelle zone colpite da questo maltempo. Ed ora continuiamo a parlare di maltempo perché Rudy Roffarè, segretario generale aggiunto della CISL di Treviso e Belluno, ospite ieri da noi a 20:10, racconta come alcune decisioni prese il lunedì dell'alluvione abbiano evitato conseguenze ancora più drammatiche. Sentiamolo. Io sono del Pago, una delle zone un po' più fortunate, meno colpite. Io ricordo molto bene quei momenti perché c'è stato tutto il lavoro della protezione civile, ma anzi ne approfitto per ringraziare Roberto Padrin, voglio ricordare anche Massimo Bortoluzzi, naturalmente la Regione Veneto, cioè qui l'elenco sarebbe lunghissimo, ci sono state persone che sono state 24 ore su 24 ore ancora prima dell'evento a preparare il territorio, è stato fondamentale. Io ricordo questo episodio
episodio e quando lo racconto mi vengono i brividi, perché verso mezzogiorno Roberto, che è qui, mi chiama e mi dice: Rudy, cosa facciamo? Abbiamo la necessità di evacuare anche le zone industriali. Allora io gli ho detto: Roberto, dimmi cosa sta succedendo, non è che state mettendo le mani avanti. E le testuali parole che me le ha ripetute 2 volte sono: Rudy, chiudi tutti gli uffici della CISL, manda la gente a casa, vai a casa, chiuditi in casa con i tuoi ragazzi. Ho detto: ma sul serio? E mi ha ripetuto 2 volte questa cosa. Quindi, per far capire il momento, io devo dire che sono stati bravi anche l'ARPAF, a tutti quelli che hanno lavorato per mettere in protezione la gente. Se così non fosse stato, la situazione oggi sarebbe veramente più drammatica. E ad oltre una settimana dalla piena del Piave in Golena l'emergenza non è finita, anzi siamo andati a Salgareda e Zenzon, dove ci sono ancora molti sfollati e strade chiuse. Vediamo. L'acqua lenta a defluire, poi il fango dappertutto. Da più di una settimana nella Golena del Piave si combatte contro un nemico impari e per chi vive qui l'emergenza non è affatto finita. Questa è Salgareda, fatica e sconforto nella voce e nei gesti di chi non sa quanto ci vorrà a rialzarsi. L'unica certezza adesso è che la melma non ha risparmiato nulla. Niente dentro, non abbiamo salvato niente. Niente. In cortile si ammassa quel che va gettato via. Tutto sotto tutto, quindi abbiamo buttato via tutto. Comunque i mobili sotto, buttato via tutto. È la prima volta che capita? Sì, una roba così, sì. Una roba così, sì. E io sono ancora, però no, così. Stanza. E quindi adesso cosa bisogna fare? Niente, metà, l'assicuraggio e pulire e basta. Da una casa all'altra la devastazione è la stessa. Fango, disperazione, colera, una media di 20 centimetri. Proprio quella zona qua a Ponte di Piave che è un po' bassa di altre zone. Non salvi niente, forse qualcosa di ferro, qualche scarpa, qualcosa, ma quasi niente. Dopo puzza di fango, allora non puoi mettere neanche addosso questi vestiti. Di 50.000 euro sicuro c'è danni, ogni casa. Questo residente affronta l'allagamento per la 4ª volta, ma l'acqua non era mai salita tanto, ci dice. Ha dovuto bucare il solaio per farla scendere. 300 litri di acqua è andata giù. Ha buttato tutto via, perché tutto si gonfia, dopo non puoi usare mai. Mi ha portato via anche il zaino di bambino della scuola, con libri, con tutto. Adesso ho comprato scarpe nuove alla bambino perché niente vestiti. Il comune ha detto che lavori anche tu, anche mole, e così non sei povero. Salgareda, Zenzon, l'acqua ha raggiunto zone in cui solo nel 66 era arrivata. Ci ha salvato solo l'ultimo piano, che però sì, non è il piano diciamo più vivibile. Per cui ho preso tutta la parte giorno e tutta la parte notte, e soprattutto una marea di libri storici, che è stata forse la cosa peggiore. Abbiamo passato anche questa avventura, dopodiché, cara campagna, ti saluto. Qui non mi resta niente, cosa faccio? In molti punti non sono state riaperte tutte le strade. Ancora oggi noi non riusciamo ad arrivare con dei camion per fare dei lavori, non riusciamo ad arrivare con dei camion per portare via tutta una serie di immondizie che ci sono in casa, che ci sono in giardino. Solo ieri ho visto una vipera, qui veramente è arrivato di tutto. A Zenzon, all'interno della Golena, l'acqua ha superato anche il secondo argine che l'ha sempre trattenuta. Tra la prima fascia di area golenale e questa area di seconda fascia, diciamo così, protetta da questo piccolo argine, sono circa 30 i nuclei familiari che sono stati sfollati e che purtroppo ad oggi sono ancora fuori dalle proprie abitazioni, perché anche come comune abbiamo difficoltà a ripristinare, seppur con somma urgenza, le vie di comunicazione. Comunque domani mattina, tempo permettendo, speriamo che non piova più, il Comune interviene e almeno grossolanamente ripristinerà queste vie di accesso.
E sono davvero molte le persone che ci stanno chiamando, contattando in questo periodo, in questi giorni, per chiedere come poter fare, soprattutto persone dall'estero, come poter fare per dare una mano alle popolazioni colpite dal maltempo. Quindi per chi sta chiamando dall'estero può effettuare, può usare questo conto corrente, questo IBAN della Regione che lo vedete in sovraimpressione. Questi aiuti saranno devoluti alle popolazioni colpite dal maltempo. Ricordo che questo riguarda le persone che sono all'estero. Ed ora lasciamo questa ampia pagina dedicata al maltempo e quindi andiamo avanti con la cronaca. È accusato di aver aggredito 2 donne in via Aspetti. Un tunisino irregolare è stato arrestato dai carabinieri. Aveva osservato l'arrivo dei carabinieri alla sala bingo di via Aspetti a Padova senza scomporsi e solo quando una delle sue 2 presunte vittime lo ha indicato ai militari ha tentato la fuga. In manette è finito un tunisino di 34 anni, irregolare, senza fissa dimora. Le forze dell'ordine erano arrivate poco dopo l'1:30 della scorsa notte in soccorso di una 19enne che aveva raccontato di essere stata importunata e malmenata da un uomo del quale aveva rifiutato le avance. La giovane era riuscita a divincolarsi rifugiandosi poi nella sala bingo dalla quale era stato lanciato l'allarme. Poco dopo la stessa sorte sarebbe toccata anche ad una 46enne. Entrambe hanno riconosciuto l'aggressore nell'arrestato. La terribile aggressione a scopo di rapina avvenuta lunedì a Cartura nel Padovano resta in carcere il 26enne ivoriano arrestato dai carabinieri. Il giovane era stato ospitato dalla sua vittima. Arresto convalidato per Yahya Sumaoro, il 26enne della Costa d'Avorio, accusato della terribile aggressione avvenuta all'alba di lunedì in questa casa di Cartura. Erano le 5 quando lo straniero richiedente asilo forza una finestra per entrare nella casa di Luciana Spigolon, 55 anni. La donna, che vive con 2 fratelli disabili e che da qualche anno ospita nella casa accanto un gruppo di migranti, tra i quali in passato il suo presunto aggressore, si sveglia. Inizia a girare per casa, in giardino si imbatte nel giovane. Lei urla, lui le tappa occhi e bocca, la spinge in casa, le chiede soldi, la sbatte contro il letto, poi fugge. Luciana chiama i soccorsi, è ancora in ospedale, ha 2 costole rotte. Un animo buono il suo, racconta la vicina e amica. Luciana ha aperto con fiducia le porte di casa e cercato di costruire integrazione. La Luciana la chiamavano mamma, cioè avevano anche costruito un rapporto molto bello con Luciana, che cioè lei li considerava figli e loro la chiamavano più mamma. Non aveva paura Luciana, è un tipo aperto che si fida delle persone. E mi diceva, ma chi vuole che venga qua da me? Chi vuole che venga qua da me? E io dicevo, ma insomma chiuditi a chiave, chiuditi. Io non sarei così tranquilla se li hai sulla porta andare nel campo, perché lei ha un campo dietro la casa, l'orto eccetera, e lasciare aperto. Non ha parlato il giovane ivoriano che attualmente si trova in carcere. Non viveva a Cartura da qualche mese ed era ospitato a Padova, dove lo hanno trovato i carabinieri della compagnia di Abano. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Ci spostiamo nel veneziano. Rapinatore inseguito dai cittadini dopo aver preso di mira un anziano non vedente a Mestre. È stato arrestato poco dopo dalla Guardia di Finanza. Vediamo. Un 67enne non vedente, rappresentante dell'Associazione Culturale Islamica La Pace, è stato colpito e rapinato del borsello a Mestre in pieno giorno. Il signore non vedente è molto conosciuto in zona perché è sua abitudine passeggiare qui durante il giorno. Stava percorrendo questo attraversamento pedonale qui in via Milano quando è stato aggredito. Erano le 14:30 circa e dopo aver preso il borsello un 19enne veneziano senza fissa dimora e sotto l'effetto di stupefacenti ha iniziato a fuggire verso Corso del Popolo. Ma la sua fuga non è durata a lungo perché alcuni passanti, prima 2 donne e poi un uomo in bicicletta, hanno iniziato ad inseguirlo gridando, come ci racconta una delle protagoniste che lavora in zona e stava rientrando dalla pausa pranzo. Che noi urlavamo sotto il portico, c'erano delle persone che passeggiavano e continuavamo là, aiutateci, fermate, correte, fermatelo, fermatelo.
Ministero. Vabbè. E quindi questo in bicicletta capisce, praticamente mi pare che avesse sul cestino della bici una borsa, ha dato la borsa per correre più velocemente in bicicletta alla ragazza, che ha continuato a correre, e questo è andato avanti con la bicicletta. Attirati dalle grida, due finanzieri che rientravano dalla pausa pranzo hanno fermato in Corso del Popolo il giovane ladro, che con tutta probabilità nel momento della rapina era convinto che la sua vittima avesse prelevato la pensione dalle poste che si trovavano poco distante. È stato arrestato e oggi rinviato a giudizio. C'è sconcerto tra chi vive e lavora in zona e proprio nel giorno in cui arriva l'ok del Senato al DL Sicurezza qualcuno riscontra dei miglioramenti a Mestre, ma sostiene non sia ancora abbastanza, mentre c'è chi è più ottimista. Non succede da anni, si sente sempre dire, ma adesso che così in pieno giorno succedono queste cose è un po' allarmante per la cittadinanza e soprattutto per gli anziani. Male, non c'è mai dei poliziotti, dei vigili che girano, non c'è mai nessuno qua. E qua la gente fa quello che vuole. Da una certa ora in poi chiaramente c'è difficoltà a girare per le strade, e specialmente qui nel Corso del Popolo, via Piave, eccetera. Tempo fa era peggiore, adesso è migliorato un po', però non tantissimo. Continuiamo con la cronaca. L'ex professoressa d'inglese del liceo Marco Polo di Venezia, Fiorenza Pontini, è stata condannata a 1 anno di reclusione con pena sospesa. Era finita a processo con l'accusa di istigazione all'odio razziale. Ad accorgersi dei post sul suo profilo Facebook erano stati alcuni studenti che avevano informato i genitori e di conseguenza il dirigente scolastico. Tra i commenti si leggeva anche "bisogna ucciderli tutti", in riferimento alla notizia di alcuni musulmani che avevano sputato sul crocefisso di una chiesa a Venezia. L'accusa aveva chiesto una condanna a 15 mesi, ritenendo che i messaggi contenessero un grande odio verso queste categorie di soggetti e anche un'istigazione. Controlli in stazione, una multa e un daspo. Polfer alla stazione di Venezia, riscontrate irregolarità su 2 persone controllate. Vediamo. Buongiorno da Venezia, dove ieri nel tardo pomeriggio sono scattati i controlli da parte della Polizia Ferroviaria alla stazione di Santa Lucia contro il fenomeno del facchinaggio abusivo. Insieme ai colleghi della Questura di Venezia, ma anche del reparto mobile di Padova e della Polizia locale, gli agenti hanno rintracciato e identificato 15 facchini, tutti stranieri, muniti di regolare permesso di soggiorno, ma anche dell'autorizzazione per poter esercitare la professione. Uno di loro però è stato trovato privo di questa licenza e dunque per questo gli è stata elevata una contravvenzione di 333 euro. Durante questi controlli è stato individuato anche un cittadino romeno che abusivamente stava esercitando la professione e dunque per lui è scattato un daspo con divieto di accesso in città. Naturalmente questi controlli da parte della Polizia Ferroviaria continueranno anche nei prossimi giorni. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Rimaniamo ora a Venezia. L'IMU, che secondo l'Europa la Chiesa dovrà pagare, sta creando grossi problemi alle scuole paritarie nel veneziano, ma sentiamo tutto da Tommaso Stoppa. Sì, buongiorno da Venezia, dove sia il Patriarcato sia la Federazione Italiana delle Scuole Materne Paritarie esprimono grosse preoccupazioni per la sentenza della Corte dell'Unione Europea che ha stabilito che lo Stato dovrà recuperare l'ICI non pagata sia dalla Chiesa che dal mondo delle no profit dal 2006 al 2012. Si parla, secondo chi rappresenta le scuole materne, di una vera e propria tempesta che nel momento in cui dovesse diventare esecutiva, attualmente non lo è perché serve una legge ad hoc dello Stato, rischierebbe di portare alla chiusura per fallimento economico di moltissime di queste realtà che, ricordiamo, nel veneziano coprono un'ampia quota di quelli che sono i bambini che poi vanno all'asilo. Anche alcuni religiosi, per esempio Don Massimo Cadamuro, parroco di Campalto e vicario della FISM per l'area di Favaro, esprime grossissime preoccupazioni, ricordando anche il contenzioso in corso con l'ente locale per il pagamento del IMU. L'argomento di queste persone è che le scuole
paritarie non servono a produrre profitto e a produrre reddito, ma a fornire quello che è a tutti gli effetti un servizio pubblico, e quindi gravarle di questa imposta davvero creerebbe grossi problemi a tutta la società, in primis naturalmente alle famiglie. Questo il dibattito, ulteriori aggiornamenti sulla vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Il sindaco Luigi Brugnaro contro il limite dei 7 minuti per la sosta in aeroporto. I vigili non faranno alcuna multa, annuncia, e la giunta comunale ricorre contro questo provvedimento. Il Comune di Venezia ha presentato ricorso al TAR contro l'ordinanza di ENAC che impone i 7 minuti massimi di permanenza all'interno dell'area aeroportuale, a eccezione dei parcheggi a pagamento. Il provvedimento, spiega il sindaco Luigi Brugnaro, prevedeva una convenzione con il Comune. Alla polizia locale sarebbe toccato fare le multe basandosi sui riscontri delle telecamere dell'aeroporto. Io non l'ho firmato ancora perché ritengo che dobbiamo risolvere il problema in maniera più complessiva. Per il momento quindi, precisa il primo cittadino, chi dovesse violare l'ordinanza non sarà multato. Non sono le multe perché non avendo nessun accordo non abbiamo firmato nessuna convenzione, lo registreranno e cose, ma non ci sono le multe, perché la gente non è il caso che venga ancora a Tessera, insomma, a intasare anche il traffico urbano di Tessera. L'attuale situazione va rivista, sostiene Brugnaro, perché la combinazione tra l'ordinanza di ENAC e le tariffe dei parcheggi di Save crea disagi all'utenza e riversa sull'abitato di Tessera un traffico non sostenibile. Dopo i 10 minuti che uno può restare nel parcheggio gratuito, scatta subito una tariffa di 6,50 €, a noi sembra particolarmente gravosa. Il senso di questo ricorso non è dunque quello di una prova di forza, puntualizza il sindaco, ma di fermarsi un momento per poter discutere tra enti e trovare insieme una soluzione complessiva per quell'area, tenendo presente le esigenze di tutti. Se io non avessi fatto ricorso, mi sarei trovato magari successivamente una denuncia per omissione di atti d'ufficio, sarei stato costretto a dare le multe alle persone. Anche no, finché non abbiamo trovato delle aree gratuite dove la gente possa aspettare tranquillamente, senza andare a intasare il centro di Tessera, senza pensare al parcheggio per i veneziani, cioè, penso che sia più opportuno prenderci un attimo di tempo per discutere, per ragionare, fare un accordo, assolutamente questa è la nostra volontà. Weekend di rosa fra Conegliano e San Vendemiano, l'appuntamento è per il 17 e il 18 novembre, sentiamo. Un serpentone rosa di donne con addosso la maglia celebrativa della manifestazione, un esercito colorato capace di emozionare, di ricordare chi non ce l'ha fatta, chi ancora sta combattendo e camminare mano nella mano con chi ne è uscito. La parola d'ordine è una sola, solidarietà. Un intero weekend dedicato alle donne. Sabato 17 si apre con un convegno sulla prevenzione, procreazione medicalmente assistita e l'umanizzazione del percorso nascita. Ma sì, diciamo che erano 2 giorni veramente interessanti perché si focalizza non solo sull'aspetto sportivo ma anche su quello del convegno del sabato a Conegliano, per cui siamo riusciti ad ampliare 1 o 2 giorni di sensibilizzazione che assolutamente ci voleva. Partirà domenica alle 10 da Via De Gasperi la tanto attesa Corri in Rosa con 2 percorsi, 6 e 12 chilometri. Che effetto fa vedere tutte queste donne vestite di rosa? Ma oddio, ogni anno fa un effetto diverso, direi, perché comunque sono talmente brave anche ad addobbarsi e truccarsi, a fare colore, a fare gruppi più variegati dai nomi che si danno e quant'altro, che veramente il mondo femminile è ancora tutto da scoprire. Un'iniziativa che ogni anno si ripete e che attira sempre più donne. Io spero di ospitare 10.000 donne o quante saranno, ecco, anche con una grande festa, perché saremo aperti con la pista di ghiaccio, con le casette già di Natale, con alcune attrazioni anche molto belle da verificare. Spero che la Tower Sanve o Sanve Tower arrivi e sia già allestita, quindi potremo vedere la manifestazione dai 30 metri di altezza, quindi sarà una bellissima novità. Ma non sarà l'unica, perché questa edizione è in serbo tante iniziative che termineranno con una grande festa finale, una manifestazione grazie alla quale si potranno raccogliere fondi per la ricerca sulla lotta contro il tumore al seno delle donne. Vi ricordo fra qualche minuto, ore 13, la CGIL risponde, si parlerà di contrattazione sociale e pensioni, ospiti in studio Anna Rita Contessotto, ricercatrice, Paolino Barbiero, segretario generale della SPI-CGIL di Treviso, e Ivana Francescotto, coordinamento donne SPI-CGIL. Questa sera invece vi ricordo la nostra trasmissione 20 e 10, si parlerà di privacy con l'avvocato Luca Bolognini e Carlo Grafolini, il presidente dell'Adico. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona giornata.
Ben ritrovati al meteo. Lieve instabilità sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 8 novembre. Sul Veneto il tempo sarà in prevalenza buono, tuttavia il cielo si presenterà molto nuvoloso e spesso coperto al mattino, maggiori schiarite soleggiate invece a partire dal pomeriggio, salvo per isolati piovaschi sui settori orientali. Temperature piuttosto fresche con minime tra 12 e 14 gradi, valori massimi compresi invece tra 15 e 18 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia e instabile sulla nostra regione. Il cielo risulterà nuvoloso su tutte le province sin dal mattino. Non si escludono anche dei locali rovesci a carattere sparso ma piuttosto frequenti. Maggiori schiarite dal pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 16 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi e cielo a tratti anche coperto sui settori meridionali della regione, anche con qualche piovasco associato, maggiori schiarite soleggiate invece sui restanti settori. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra 13 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.